Aspetta che sistemiamo le robe. Ok, buonasera, buonasera. sì, buonasera. Ora magari è con di... ora. Ma sei qui a che... Aspetta che sistemiamo le robe. Vabbè, insomma. Senti differita. Ok. Buonasera. Sì, buonasera. Del Bacà? Ora magari è con di... ora. Ma più che altro, prova a struccare, va su Instagram, prova a struccare su Instagram per vedere se c'è quello il link. Vabbè, insomma. Senti differita. Ok. Buonasera. Buonasera. Sì, ma non puoi sentire. Del Bacà? Però magari è con di... Ma più che altro, prova a struccare, va su Instagram, prova a struccare. Sito su... Ah sì? Ok. Buon. Esatto. Ecco la prova inconfutabile. Sì. Una prova inconfutabile. Se qualcuno vuole... Quando c'è la presentazione di Lino Baffi, Sì, parti pure. Spera che sbasso, perché è così. c'è qualche problema di... Ciao Mattia. Produrlo in background. Ne hai sentito bene? Qualcuno puoi dirne se ne senti bene, perché qua c'è un casino qua col microfono. Devi arrivare gli UFO qua, ragazzi, devi arrivare gli UFO. Ciao Mattia. Ne hai sentito bene? Qualcuno puoi dirne se ne senti bene, perché cos'è col microfono? Devi arrivare gli UFO qua, ragazzi. Perché cos'è i ritorni che tocca qui? Vabbè, sì, senti che roba. Ciao Mattia. Ne hai sentito bene? Qualcuno puoi dirne se ne senti bene, perché cos'è quel microfono? Devi arrivare gli UFO qua, ragazzi. Perché cos'è i ritorni che tocca qui? Vabbè, insomma, benvenuti. E adesso? Già meglio, mi pare a me. Sì, molto meglio. Mi pare molto meglio, giusto? Sì, meglio. Ciao a tutti, vi seguo sempre, grande Mattia. Bassan, ma sai tu che... Da dove sei tu Mattia? Perché Bassan è un cognome. Vabbè, benvenuti. Il cognome è uno strano. Cognome è uno strano. Vabbè, insomma, per chi è, dopo qualcuno si sontarà. Benvenuti all'acustico rustico, facciamo qualche canzone. Acustico Rustico 2. 2, sì, perché abbiamo già fatto il primo, che ha avuto un successo, insomma. Facciamo qualche canzone in attesa di Sanremo, che dopo che sarà, insomma. Che dopo saremo. Da Valli di Chioggia. Ah, beh, certo. Perfetto. Sì, di nostri. Dietro l'angolo. Vai Mario. Dici qualcosa in Ciusotto per Mattia. In Valli di... ma è diverso immagino il Valli di Chioggia del Ciosa. Vabbè, ma parla sempre Ciusotto, secondo me. No? Sia chi parla Ciusotto. Valli di Chioggia parla Ciusotto. Suone. Vabbè. Cioè, vabbè, dopo magari il dirà, ora che non parliamo bene. Vabbè. Da 30 anni in povertà, speriamo non di arrivare noi ai 40. È la prima volta che sono da Asnai, è la prima volta che mi arriva e a messa in mora, anche con tutti i conti prosciugai. Facevo fatica a fare spesa coi miei amici, un spavaldi che gli pensava di non arrivare a 30 anni con mutande braghe di tea. Adesso è seccata il sabato e spa, 4-1 prendi 2. So a 30 anni a canna del gas, da boccia volevo fare a superstar. Vago il venere in tabacchi con un crodi
coglioni. Pensavi non de fare tre canzoni cavai, ma con affitto e mezzo leasing. A fine mese che mo fini contanti e con una tipa vuoi andar fuori. Mi e a porto a inquartarsi a peccosino e a voi mangiare a cena. E coia scopre che so in pena e a me moppa l'avvocato. So a 30 anni a Cana del Gas, la boccia volevo fare a Superstar. Vago il penare in tabacchino con un crodino. So a Cana del Gas. So a 30 anni a Cana del Gas, adesso mi blocca anche bancomat. Vago il penare in tabacchino con un crodino. De mare la me tegneva con l'asio, tornavo a casa cose rose col naso un fiaruto. Sperava de vedermi magistrato, invece so diventa solo un boscato che se appassa via chi non staria lavora ma pensione appena era quando il porsenso era là nel cielo. A Malco in bar i capisse chi so e de schema ne gavarò. So a 30 anni a Cana del Gas, la boccia volevo fare a Superstar. Pago il penare in tabacchi con un crodino. So da 30 anni a Cana del Gas, adesso mi blocca anche il bancomat. Pago e rate partono pandin col seggiolino. Canna del Gas. La conoscevi questa? Questa è la serie di 883, serie regina delle celebrità, negli altri invece a Cana del Gas. Ma secondo le nostre esperienze di vita, insomma, vieni ma non te vedo. come no, era qua pronti. Siamo su che noi altri. Allora qua, questo per fatto... scaldarsi, giustamente per scaldarsi a Cana del Gas. Adesso... Niente di meglio della Cana del Gas. Sì, qua mi è venuto qua tosse stasera, manca solo quello. Mi si è rotto la caldaia e quindi mi scaldo come posso così. I 883 Mattia, i 883 che tu mi hai sentito. No, il lotto 83. Comunque era qua, avevo farvi vedere la bandiera, non so, chissà da cosa, però bandiera Leon de Venezia. Serenissima. Serenissima. Di cui anche il nostro territorio faceva parte. E così detto, Mario, così continuiamo. E continuiamo, fa che prestami do skate. Ecco, se qualcuno presta do skate. Tanto per restare in tema. Esatto. Ma che c'è qua in donazione, oggi su YouTube, il tasto donazione. Sì, se forse... che è un salame, un litro di rosso, insomma, una donazione anche modesta. Sì, basta un spritz, non è che si accontentiamo di poco. Eccoci qua. Sì, li ascolto tuttora, gli 883. Allora, vabbè, ascoltate anche quei nostri di 883 che secondo me non sa mai. Secondo me, certo, perché lo fate me. E seria quelli di Gotto 83. I Gotto 83. I Gotto 33. I Gotto 33. Sì, che sì. E 33esimo. Maestro. Tiremo avanti, tiremo a Campari. Ok. Aspetta che tiro fuori, aspetta che tiriamo fuori perché cioè. Deschemi, noi go mai vu, prestami qua, una banconota, un tramesi, con fiadetto e anche a un cuore, a tegno botta, deschemi, noi go mai vu, prestami qua, una banconota, un tramesi, con fiadetto e anche a un cuore, a tegno botta. Saloon, ma €1, mai vu, sì però, una birra costa manco della benzina, pensione, noi ago, no gognanca, vi un casso pandarli, a Tormelvì, e ora chiedo al me vicino, prestami do skate.
gratto i sebedei a far fatica, non ce la farei, dai parente sotto skate. Piron, cicon, me magno, un fiavetton, perché me so magna un stipendio, vai macchinette, panson, col camion, e il me guarda, e me dà 4 bounty, e un Kinder Pinguin va a lavorare pegri. Prestame lo skate, prestame lo skate, che con la coi putai cottiero sti carghi dei vinei, e a voglia gomma non lo skate, prestame lo skate, prestame lo skate, che me gratis se le dai a far fatica, non ce la farei, dai parente solo skate, lo skate mi, noi go mai vu. Prestame qua una banconota, un 3 mesi con fiadetton e anche un cuore a tegno botta, lo schemi, noi vuoi mai vu, prestame qua una banconota, un 3 mesi con fiadetton e anche un cuore a tegno botta. Yes, vai. Posso Alessandro, ecco, e anche qua. poco teniamo botta. Ecco qua. Comunque, ecco qua. Quasi con la vodo, ragazzi. No, comunque, per se volete, potete, se non vabbè, farne donazione, no? Adesso non è che stiamo qua a fare a carità, siamo mia come incesa, però se volete potete acquistare oltre potete acquistare oltre le nostre simpaticissime magliette, però adesso che se qui diciamo dell'anno scorso sprissetto ghiacciato invece di espresso macchiato, oppure ecco, fa che vedere Alessandro, volevo essere un ludro, ecco, volevo essere un ludro, che se chi ose sa chi invece che avrà questo esserlo, volevo essere un ludro, spoiler, perché chi resterà in diretta lo vedrà. Però su noiveneti.it, che sei magliette, esatto, www.noiveneti.it, oppure se volete su Bandcamp, senti che inglese, ma io fiatoso che è il nostro EP, che poi se vuoi 5 euro, che è anche su Spotify, è gratuito, però insomma, se vuoi ascoltarvi bene senza andare ogni volta su Spotify, 5 euro, che è il nostro EP, non go skate. Affrettate perché dopo non viene EP, no, se puoi scaricare sempre non finiscono mai. Infatti non sta più per non sprecare materiali per l'ambiente e così ovunque. Allora che la gente si di andare via, è meglio che suoniamo qualcosa. Allora, che femo questa, dai, che femo Paradiso Città. Bene, Paradiso Città, aspetta che metto gli accordi e vi assoniamo. Aspetta che poi fare un attimo. Intanto dici qualcosa, Alessandro, sto e contare un fiacco che ti hai fatto un po', mentre che i fiori spetta. Sì, ora un po' mi sorveglia. Sì, mi sorveglia buon'ora verso ecco stai 11:30 circa. Ah, però 11:30. E sì, è come sempre. È un mattiniero proprio. Mattiniero mi piace sempre presto e ho fatto una bella passeggiata fino al bar di Rio casa mia, a 20 metri. Ma madonna, pensavo in biblioteca, pensavo che tenessi in biblioteca. No, mattina passeggiata, sana colazione, cornetto qua a crema, cappuccino con cioccolata, panna. Normale, mi piace fare la vita sana e svegliamo presto. Sì. Così posso cantare queste canzoni. Sta medrio con il sito buon, sta medrio con gli accordi lì, per piacere. Che proviamo, Questo è il nuovo strumento musicale per sto dio con gli accordi. Ti siamo simpatici, Mattia. Anche te, Mattia. Grazie anche. Resta connesso con noi perché questa è una chicca. Questa è una chicca. Allora, vai. Prego, maestro. Mi spacco i domeniche e il traffico in Romeo da Padova e moroseggia era sa cui o fora là
e per raggiungere le game dove sto correre devi andare su. Ma prima me guardo in giro e vedo che se piende fighe che pare e se c'è che beva ronfia su, che beva ronfia su. E dimmi perché mi piace pure quel del 63. Mi giro panza basso e fa un fosso. I morosi non si accorto, non so ancora perché so qua. E va gonfia al bar, sai che domenica al mare ha messo imbriaga. In coda paro me con arenol, bianchi come a maionese, rossi come il ton. Siamo partiti da Dolo per andare a fare un giro al molo, per vedere cose in bikini. Partimos a Onti a fare Miami, ma mica provano ad ogni costo, anche se paro un brutto rospo starò da come santa deriso. Ma come consolo bevemo un quarturo e il ferraiolo, un fiale moiti e prosecchini, andremo dal mare non torneremo mai sani. Mi son sdraio bevo sto e Arturo lì al mio fianco mi dirà voto il santa deriso. Sai che domenica al mare a me s'imbriaga. Mi son sdraio bevo rosto e Arturo lì al mio fianco mi dirà voto in Santa Deriso. Sai che domenica al mare a me s'imbriaga. Mi son sdraio bevo rosto e Arturo lì al mio fianco mi dirà voto in Santa Deriso. Questa non era facile, questa non era facile. Commovente. Questa non era facile. Veneto dove regna sempre il sole perché le ombre le beviamo. Esatto, bravo Andrea. Anche un fiale nebbiolo però non posso più condividere, sole nebbiolo e ombre. Un fiato Esatto. tutte atmosfere, tempi atmosferici. Stefano cosa dice? Boccia bevette I russi. i russi. E ora cosa fermo adesso? Allora femo una nostra, dai, femo una nostra. Un bicchiere di vino, certo. Cin Certo. cin cin cin. Cin. Certo. E ora una nostra. Facciamo una nostra. Questa qua che Fai un bel puttana. spritz e prosecchino. Sì, certo Mattia, certo, qui non manca mai. Anche Puttana, che sai qua puttana? e putea, sì, vado a fare che putea. E allora facciamo questa qua, facciamo putea, che è una dei nostri hit, quei nostri, diciamo, pezzi nostri, No che sì. E ora, aspetta, adesso bisogna che adesso mentre che mi cerco quel pezzo nostro, Alessandro, Continuo a contare come è una giornata. come se una giornata. E ora stamattina ti si svegliava presto e E allora mi sono svegliato presto, ti dicevo, ho fatto una bella passeggiata, Sì. quindicina e passi, e ho fatto una colazione sostanziosa. E ti ho fatto il salto del pasto come sport, no? Quello no, perché No, quello non pratico, non capivo. Faccio il tuffo in tel divano, di solito, sì. come mi piace.
nuoto in terraboseo, questa è una mia specialità. Sì, Sono sì. sono sportivo. Insomma, dopo sono a casa mi sono pensato un attimo perché giustamente te fai attività fisica, vabbè mangiare ti fa venire anche fame e mi sono buttato in letto un par di orette, ecco. E quando che mi sono svegliato, seconda sessione di allenamento, questa volta vorrei idratarmi, magari da una bevanda, te sei quei tipo il Gatorade, però no, neanche blu, e gli era più rosso vivo. E Gli era un quindi nuovo integratore, mi ha detto rosso a vivo. Rosso Vivo un nuovo Sì, tu integratore. datti un gotto così con un'oliva dentro. E Invece del perfetto, sono stato benissimo, dopo ho integrato tutti i liquidi, senti una sì, sì, bella proprio. sensazione. Sì, sì, sì. È ottimo, te lo consiglio. Sì, dovete andare al bar. Campers, non mi ricordo. Sì, Ma che fai con i camper, mi pare? Sì, dai. È una roba da camperisti. Apparel, cioè se chiamavi invece del e l'Apparel, serio. No, quello magari te lo sconsiglio, va con rosso vivo. Beh, dopo che quanto resta giornata? Intanto, puttana. Perché Tessina beh putea, parti me faria più tutta la Romea, da sottomarina d'Eraclea, oh 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 oh, e demo adesso in camporea, te illumini e a notte te fecciaro fanaste, te compraria la casa in albarea, oh 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 oh, perché me so innamorato, appena te ho visto al banco del bar, ti tutta in tiro e mi muoio nega, fai bere delle euro spinti in prive con qui la da mia. Mi dai campiti dal centro, di te parli in italiano, in dialetto scento. Vinto matto con sti qua arriva in bottona fialmente, duri come il cemento e mi qua camisa maccia. Ti gana laurea di abbocconi, miracolo su meoni, con sti caroni con landini, ti te gana Lamborghini. Nel corso del monton, scusa se parlo solo del soia e formentone. Buon programma per stasera, te porto via, devo mangiare da cera, no in trattoria, sotto io non gego la terra, che porcaria, ho mangiato tutta tovaglia, ne para via. E st'inverno te porto a Cortina, gota cada marzo a fare musina, Spagno benzina, a Goli Torina, voglio conquistate, Sagoia da fa, perché Tessina beh putea, partì me faria più tutta la Romea, da sottomarina d'Eraclea, oh 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 oh, andiamo adesso in camporea, ti illumini e a notte te fecciano fanaste, per comprare una casa in albarea, oh 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 oh, e proprio quando ho perso le speranze, te muoio un rutto che mi aspetta in ate, cavina o che te tiri su e mudande. Oh, finalmente una cosa che non vuoi l'America, ma uno genuino che viene da se passano te toi da vestire da Prada o da Max Mara, ma te ne al marca come na per buona e ora niente Pedro chi ma poi a ti ciocchi te prese tuoi genitori te piace a gas i trattori E non te baia che toma te preferi liscio e crinto, perché Tessina beh putea, partì me faria più tutta la Romea, da sottomarina d'Eraclea, oh 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 oh, e andiamo adesso in camporea, ti illumini e a notte te fecciano fanaste, te compraria una casa in albarea, oh 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 oh, e andiamo adesso in camporea, e a notte te fecciano fanaste, te compraria una casa in albarea, oh 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 oh. E questo era Putea. Per tutte le vostre morose, ma che c'è una canzone più romantica del No, del bacano? Tra l'altro che sei, che mo detto che abbiamo parlato di Littorina, voi altri sapete cosa che sia Littorina? No, mi sa che non so se qualcuno forse de vecchia Non c'è data. non c'è una tipa che si chiama Marina Litto del cognome, non c'entra niente. Littorina, non so se qualcuno sa se è una roba che insomma più dei nostri nonni, più una roba così. Vabbè, intanto mentre qualcuno che pensa, cerchiamo qualche altro, dai. Ormai con ChatGPT te catti tutto,
E anche con Google. No, secondo me ChatGPT quest'anno assai, ChatGPT quest'anno assai. Lì Torino, adesso che domando, adesso vediamo se ChatGPT, adesso che domando a penso proprio ChatGPT. di sì. Adesso che domandiamo a ChatGPT se sa cosa è lì Torino, vediamo se... Allora, sai Ormai cos'è? c'è tutto un po' movimento, ascolta, posso farti una domanda, mi metto a casolotto, non stanno facendo i coglioni. Hai detto così, ho detto, madonna, ChatGPT. Cioè, che te ha proprio fatto degli aggiornamenti ultimamente. Ah, si inizio da tutto. Dio, ma vuoi parlare mai di ChatGPT? Quando parla mai di ChatGPT si inizio da tutto, che roba. Tutto inizio da... Niente. Niente, ci si rifiuta ChatGPT stasera, vediamo. Allora Mario ti butti? Punto di domanda. Sì. Da dove? Da dove? Sai cos'è la litorina? Mario, ma che ricerca che ti ho fatto? Come allungare? Cos'è che hai scritto là? Sì, è il contratto. È il contratto. Allora, qua sì che lo sa. Ah, vedo, te la risposta. C'è tutto. Ma non si può rispondere foto. niente. Quelli sono quelli che passa per Ger Grande. E li conosco. Vabbè, dai, andiamo La avanti. Rusine. Niente, se qualcuno sa o scrive, altri non ve lo diciamo. Littorina. Sì, non stai andando a cercare perché sennò si è messa a farsi. Allora, cos'è che facciamo questa? Vai. Bella questa, bella. Allora, E viva la nostra bella terra, ragazzi, amici che siete qua con noi questa sera. Siete un po' di diretto in compagnia. 20 anni che frequento e birrerie, stipendi prosciugare, guardare partire, che bello c'era andare in giro con la moto, andare ai concerti coi fiori, limonare da imbriaco e da eroi, e il giorno dopo te mandi i messaggi de scuse. Quante ombre al bar bevuto, passa il tempo a guardare un culo senza fare niente. Entra memorosa all'improvviso, con una multa e con preavviso, e dice non te capisci un cazzo, te sei un micheasso, sei a legge del goldo, a 20 anni fa bordeo, ma corriva ai 30 te o ciapila, fa un baccaia, i fioi stasera in bar, e aspetta rivalista, ma mostra che passe che gamuccia, che passe che gamuccia. 8 ore di lavoro per tu skate, 68 secondi ancora tu cavei, 530 euro fa un buso di affitto, e che vaito te diventerà il meglio. Adesso litigo al super pa' un parcheggio, me caso quando ciapo i punti di abrigo. Alla sera vago al bar del centro col mio amico e me lamento di sta vita sa. E quando finalmente so tranquillo, scopro memorosa mega tradio e dico sta gonfia da solo, però prima paga il boio, se a legge del goldo, a 20 anni fa il bordeo, ma corriva ai 30 te non c'abila, fa un baccaia, i fioi stasera in bar, e aspetta rivalista, la mostra che passa e che gamuccia, che passa e che gamuccia. Sì, ragazzi. La Littorina che da piove del sacco va a Venezia, credo. Sì, esatto. Anche. Che se vari tragitti, comunque te che indovina. Esattamente. Ormai siamo qua a 883 a manetta. Esatto. È un treno, insomma, il treno cioè ma che è ancora? Ma lì Torino, che ne deve essere qualcuna, sì, in giro, Ancora? chiaramente. Sì, so che aveva un combustibile che adesso non va tanto più da moda, credo.
credo che ambientalmente non sia più il caso, però fa dei tratti che forse altri non riesce a fare. Ho capito. E quindi se mantengo. Comunque Littorina da vabbè, andiamo avanti. Faccio un dritto 883. E vabbè. O Vacca Mora, ecco così che volevo dire. Ah, Littorina Littorina. anche Vacca Mora. Sì, a Vacca Mora, esatto, perché era tutta scura, no? Ti avevi da distante, era tutta scura, giusto? Non lo so, però Sì, ora Vacca Littorina e Mora. Vacca Mora sono sinonimi, ne confermai anche sta roba qua. È la stessa roba? Sì, Littorina e sì, Vacca Mora è la stessa roba. Mi pare che sia la stessa roba, sì. Vabbè. Passo un dritto. One, two, three, four. Y megadito para que te fai. Non mettere campari in te a birra spiciai. Dopo un paro pensavo di tornare a casa mia, ma quel che guida il salve tutta è a birreria. Toma Laura messo terra, poi a Bahia. Faccio un dritto perché sei una birra, ma finisco sempre a bevarne tre. Faccio un dritto perché casa mia ormai sei proprio inavvicinabile. In a testa a me batte un martello, pare che sia di zucchero, ma è un po' sardeo. Conveniva a dormire al manco un par di ore, ma i miei amici si è fatto il cantare. Dai tosate, adesso se non muovo il ciappo do barete. Faccio un dritto perché sei una birra, ma finisco sempre a bevarne tre. Oh, faccio un dritto perché casa mia ormai sei proprio inavvicinabile. Questa è la versione corta, faremo anche la versione lunga. Beh, che ne abbiamo fatti, chi è che non ha mai fatto un dritto, sapevi no? Fare un dritto che ti attiri lunga finché sei mattina. Per forza di cose. Ormai noi altri non avevamo più l'età, ma voi altri giovani che si devono seguire. Beh, insomma, giovani, adesso non so, prima che era uno dell'8, nel senso no, beh, per carità. Giovani dopo- erano giovani, insomma. Era uno dell'88 A parte che prima. c'è di gente anche del 68 che fa ancora dei serate, a me non so, purtroppo da quando sono arrivato che la fatidica data della canna del gas, mal di schiena, mal al collo. Voi letto presto, mi sveglio presto la mattina, devo fare attività fisica. Va bene, prossimo pezzo. E Già fatto. fai una nostra, ne famo una nostra, dai. Perché no? Ma comunque se avevi qualche suggerimento da darne adesso al volo, non so se riuscimo a farla, ma se avevi qualche suggerimento a darne per una parodia, ne altri a femo, insomma, se c'è qualcosa che vi piacerebbe sentire, cioè a femo, dipende se siamo buoni, insomma. Gli altri provi a suggerire e vedremo se siamo in grado. Giusto? Perché no? Cioè, che Dai, problema? volevamo qualche consiglio, No, questa consiglio. no, una un po' più facile da cantare, Alessandro, perché sta qua è un intrigo. Fa che Vuoi fare? una roba semplice. O questa. Dai, questa mi piace. Questa Per i è- giovani o non più giovani. Dedicata alla nostra adolescenza. Questa è per qui che ha fatto le medie. Non ti dico meno, che anno sei che hanno fatto le medie? 2005. Sì. 2004-2005.
Per chi ha fatto le medie nel pieno degli anni 2000, perché sono sempre anni 70, 80, 90, gli anni 2000, Bombughi, TN, Silver, fumasse paia nascosti in parcheggio, le scuole medie, primo Torino a lavorare, via, quante notti, il baccano. Se finì al bar a bere cotti con nostalgia col matto della città e ne contava quando mica avevo la vostra età, saltavo i fossi e non smettevo mai di lavorare. Che già che notti al bar, poca voglia di studiare, anzi il debile Bombughi e tanta voglia di baucar. Prime pari e primi baccardi, indare dritto se fin tardi, minacce di morte da tomare, cotto materia da recuperare. Sui TR stacci, baci e abbracci, tuoi amici diceva scorrese spuaci, la guru le shocks, tiene le sirve, la sirve dei grilli, principio de belle, perché vita passa frangia sui occhi, e tu se muovi a tamagotchi, se scambiavi noi video in 3G. Manda se vabbè, quante notti se finì al bar a bere gotti nostalgia col matto della città che ne contava quando mica avevo la vostra età, saltavo i fossi e non smettevo mai di lavorare. E domino alta, cambiamo posto che a 70 e anche se stamattina a 16 anni te io sai che sono non gamina. Che sono non gamina. E adesso che so qua al bancone del bar vedo dei tosetti, voglio darghe consigli ma se fai cassi lori i pensa guarda sto semo come fase un mico passava iemo. E forse un giorno se rivedremo al bar insieme al matto della città che ormai questi fiori qua sono diventati e che canterò che le melodie che fa andru double di double da. Yes. Maestro Mario, un applauso per il maestro Mario, signori. Yes. Quante notti. Quante notti finì al bar. Col pezzo nostro che trovi su Spotify, YouTube, eccetera, che c'è anche un bel video su YouTube. Ragazzi, dopo questa diretta, un bel view and like a Quante notti. Un grande classico del Baccano. E Silver ma va ancora in moda, mi sa Silver, si vede, no? Vedi? Sì, Silver te becchi anche a Foot Locker, ma non solo, perché una volta si comprava solo a Foot Locker, ETN, Silver, adesso te catti Silver dappertutto. E i Shock se va di moda ancora a manetta. Quante notti? A me metto è vero o no che i Shock va di moda così? A me metto al culo perché avevo le scarpe di Abata. Vabbè, ascolta. Ragazzi, ascolta, è mantenuto, cos'è che avevo di più? Anche il mocassino avevo. Ascolta. Dai, dico una Converse, dico una scarpa Abata. Ascolta, io comodo. E Geox. Ah, beh, te i poretti che fine che ha fatto Geox adesso. Vabbè, grande azienda comunque italiana, top Geox, ma i fumetti da boccia, capito? Scarpe adesso che se solamente le passi, tu le Geox, basta. Ah sì. Ascolta. Gai, risposto se il Shock se va da moda ancora? No, ma noi lo sa, perché qua avevamo tutti... E adesso qua che so il bancone... Avevamo tutte cariati di qua tra di noi altri. Dai, ora fermo che siamo al bancone del bar. No, fermo un'altra. Dai, fammi una più movimentata. Cosa possiamo fare? Dai. Facciamo questa, Mauro se e se femo questa? Dai, fai uno. Dai.
Vai, dedicata a tutti i nostri fan, tutti i nostri fan del Baccano. Volevo essere un ludo che pensa solo al suo versuto, tenerlo in pittura su qual muro, invece paro suo fratello de puro. Non ho mai detto che sborro, se bevo massa e di dopo amoro. Però non sono nessuno, non sono nato ad essere un buono, mai pesca neanche un siluro, quando campari mi distendo, così mi danno tutti quanti del sé. Ma arriverà il mio momento, ma io non sado da un metro, vivere una vita è un gioco da ragazzi, io dicevo sempre mesi, tirando il co agli anari. Quanto è duro il Veneto per quelli normali che beve poche ombre a pranzo, se sa che l'acqua massa è pari. Volevo essere un lupo che pensa solo al suo versuto, Grinton che te pettena con lutto, sono soltanto anche col tempo brutto, e dirà quattro scorese e non che frega dei sappasse le offese. Bevare una birra è un gioco da ragazzi, e io diceva sempre mesi, tirando il co agli anari. Quanto è duro il Veneto per quelli normali che beve poche ombre a pranzo, se sa che l'acqua massa è pari. Volevo essere un ludro, però non sono nessuno, sono una patata a quel punto, quando che bevo lasso sempre sotto, quando sei 10 ciapo su vai in letto dai spazza la luce, mi colgarei scanso di fuso, mi vergogno pure, sai che in fondo non mi piace dire le maglie e verdure. Bevere la birra è un gioco da ragazzi. Volevo essere un ludro, no, però non sono nessuno, sono una patata a quel punto. Sono una patata col buto. Bene. Che pezzo commoventissimo. Allora qua Va dopo bene, ragazzi. Gigio, dopo io che torna dal baretto con 4 ombre in corpo, vedi io, perché anche lui vuole essere nudo. Oh, però sta Maia qua spacchia o no? Bellissimo, bellissimo. Per tutte le occasioni. S'ha detto Alessandro, io direi che Beh, e ora del conto a fine e ora bevo sto rienergizzante tipo Gatorade che vi dicevo, però mi sentivo quello fiascarico e ora che ne ho bevuto subito un altro paio, ecco, e dopo ho integrato con sta barretta a base pasto completo che scusami, pan, carboidrato, proteina e verdure, e si chiama Cicchetto, è un'altra dimensione. Insomma, ho continuato così perché mi sono trovato molto bene, ma penso di ripetere a giornata, ecco. bel programma, vuol dire, bel programma. Che ne dici? Bel programma. No, sta qua non lo voglio fare. Vabbè, dai. Sai che in città Ragazzi, abbiamo l'ultima, sì, dai, beviamo l'ultima. Dai. Senti zio, chat. Se il sapore sera aperto, sto si spera, siamo da su piazza che con certi vivi, tutto idea crea, non sente più spinella,
ben ti senti a cattivo. E sente che la vuoi mangiare ben, ascoltare musica e bevere senza sussistenza. Senti che aria te bagordi meglio dello Wild West. Dammi una birra che sto qua con sé. E chiesa sagra, in città, meglio il Veneto che in America. Mi sento carico, fa una trottoia. E adesso dammi una costina con una birra e spina e semigiù come viento. Preme a fa. Domande sera, tanto so, ancora qua. E moja spina che mi aspetta e tipe. Degne ma voglia non serve farsi il pipe. Con una panza che se aumenta de libre. Voy carne, voy birra, non serve fine fibre. Acá algo sin te apanda, se chili. Hago mucho de caballo, de senza dritti. Dopo il banco ne aspettaia, rossa bionda. Non se sa uma fasciuma che abbonda. Se è meglio per la prima che la sa scasa. La mia birra che so qua coi a sé. E che sia sagra in città, meglio il Veneto che in America. Mi sento carico, fa una trottoia. E adesso dammi una costina con una birra e la spina e se mi sagra. Se in città, meglio il Veneto che in America. Mi sento carico, fa una trottoia. E adesso dammi una costina con una birra e la spina e se mi giù come vento re me a fa. Domani sera tanto so ancora qua. Bene, bene per Così. questa dedicata alle sagre. Dai, per stasera l'acustico rustico si conclude, ragazzi. E niente. Grazie per essere stato con noi altri. Sì, soprattutto Mattia che vedo che. E Grande niente. Mattia. E... Ti offriamo una cena al cavallino. Sì. Sì, al cavallo. Perché al cavallino? Beh, se lì sì. Ah, la Valli di Chioggia, giusto, Sì. giusto. Bene, vedremo, la prossima volta vedremo se abbiamo qualche canzone nuova in più. Forse vedremo se anche una al piano prossimamente se riesce. Ok, che ne avevamo una forte. E perché no? Ne avevamo una forte, Ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte. Sì, no, non si può.